Tragedia di Miane, disposto un ulteriore esame sui corpi di Susanna Recchi e della figlioletta Mia, morte nel Piave, esclusa per ora l'autopsia, la commozione dell'ultimo datore di lavoro della 45enne. Intercettare situazioni di disagio prima che possano sfociare in gesti estremi è l'obiettivo del numero verde antisuicidi che in Veneto amplia il proprio spettro d'azione. Grave incidente sul lavoro a Riese, operaio intossicato dalle esalazioni di una resina cade in un pozzetto, chiusa l'inchiesta per la morte della 26enne schiacciata da un'imballatrice alla Boccone di Pieve. Sequestrata dalle fiamme gialle di Treviso a un imprenditore polacco residente nella Marca una Porsche Cayenne da 140.000 euro introdotta in Italia di contrabbando. Insulti e omofobi a un professore in un istituto tecnico di Treviso. Nonostante la denuncia, il caso viene archiviato perché manca una legge contro l'omotransfobia, la denuncia del partito gay. Criminalità, classifica del Sole 24 Ore, Treviso terza provincia più sicura d'Italia. Sui dati interviene il sindaco del capoluogo Conte a aumentare anche la percezione di sicurezza tra i cittadini. Nuova allerta meteo della Protezione Civile regionale, questa volta per il forte vento atteso dalla mezzanotte sulla fascia costiera e nella pianura sudorientale. Il fisioterapista italo-argentino Ulises Badio, trevigiano d'adozione, nel nuovo staff del numero 1 del tennis Sinner. Il post social per dare il benvenuto a lui e al preparatore atletico. Buonasera, ben ritrovati, eccoci in diretta, edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Adesso andiamo alla cronaca e allora ritorniamo in apertura su Miane. Susanna era una persona bella e solare, la ricorda così il dentista presso cui lavorava da 10 anni, Attilio Ceschin. Parliamo naturalmente di mamma e figlioletta morte nel Piave. Nelle prossime ore sarà disposta una seconda perizia esterna sui corpi. Io spero che questo serva a noi per uscire dalla nostra gabbia e cercare di aprirsi agli altri. Scusi? Si commuove il dottor Attilio Ceschin, il dentista di Vittorio Veneto, presso il quale Susanna Recchi lavorava da 10 anni e che avrebbe dovuto riprendere il lavoro proprio questa settimana. La donna, che sabato scorso ha trascinato con sé la figlioletta Mia di quasi 4 anni, li avrebbe compiuti a novembre, nelle acque del Piave, non aveva mai dato segno di alcun problema, almeno sotto il profilo lavorativo. Nelle prossime ore sarà disposta un'ispezione esterna sui corpi di mamma e figlia. Il PM, Barbara Sabatini, titolare dell'inchiesta, ha chiesto un ulteriore esame dopo quello già fatto dal sanitario intervenuto a seguito del ritrovamento dei corpi. Se non dovessero emergere elementi contrastanti con l'ipotesi più accreditata di omicidio o suicidio, verrà dato il nulla osta per la sepoltura. Ma resteranno gli interrogativi e il dolore di una comunità scossa da una tragedia che nessuno aveva nemmeno lontanamente previsto. E lei dovrebbe ritornare qui giovedì e nulla ha fatto presagire dal punto di vista lavorativo che ci fosse qualche problema. Lei ha avuto molte volte in cui ha dovuto assentarsi dal lavoro perché figlia stava male, tanti problemi con 4 figli, è normale che sia. Lo faceva solo se costretta, tante volte l'ho vista chiamare per urgenze per la figlia, però il lavoro l'ha sempre gestito in maniera molto professionale. Una donna solare e bella, sulla quale il male oscuro si è abbattuto in modo implacabile. Da circa un mese la sua relazione con Mirko De Osti, il padre della piccola Mia, si era interrotto e la situazione l'aveva lasciata molto provata, anche se non lo aveva mai dato a vedere, fino al tragico epilogo. Una persona estremamente tranquilla, solare, sempre sorridente, molto ben disposta a trattare i pazienti in maniera colloquiale, amichevole. Difatti ho avuto dei messaggi dei pazienti che mi hanno commosso perché la ricordano come una persona bella, simpatica. Non c'era assolutamente nessuna ombra di problemi personali che giustificassero una situazione neanche così grave, anche meno grave, cioè o ha nascosto tutto dentro di sé. E questo mi dispiacerebbe non averlo capito, ma non era impossibile, è una persona veramente unica. E ampliare il proprio spettro d'azione è l'obiettivo che si prefigge il numero verde antisuicidi in Veneto, proprio con l'obiettivo di intercettare situazioni di disagio prima che possano sfociare in gesti estremi.
800 33 43 43 è il numero verde antisuicidi che la Regione attivò in Veneto, primo in Italia, durante la crisi economica che spinse molti imprenditori a compiere il gesto estremo. Quel numero oggi continua ad essere attivo e anzi si è evoluto, ampliando il suo spettro d'azioni in modo che ognuno possa trovare in questo numero un punto di riferimento per ogni tipo di crisi che la comunità deve affrontare, spiega il presidente Luca Zaia. Ognuno può trovare un servizio unico nel panorama nazionale per i momenti di difficoltà personale, in forma assolutamente riservata e con un trattamento del singolo caso di altissima professionalità. Chiedere aiuto durante un momento di profonda difficoltà può essere il passo per trovare una luce in fondo al tunnel. Un appello sicuramente bisogna lanciarlo a tutte le persone che soffrono per invitarle a usare uno dei tanti strumenti che abbiamo per chiedere aiuto, per provare a cambiare le cose, perché ricordiamoci sempre che decidere di uscire di scena è una scelta forte e che normalmente diventa quasi per il depresso grave l'unica possibilità che egli immagina. E a proposito della tragedia di Miane, abbiamo assistito ad una tragedia veramente toccante per tutti noi, perché il gesto non solo di autosoppressione ma anche quella di scegliere di portare con sé una parte del proprio mondo è davvero drammatica. Un dramma che travolge anche chi resta. I superstiti, li chiamiamo in letteratura scientifica, cioè tutti coloro che rimangono e che purtroppo devono convivere con questo dolore enorme. Veniamo alla morte di un'altra giovane donna, perché l'Associazione Nazionale Codici, impegnata nella difesa dei diritti dei consumatori e in particolare degli utenti della sanità, ha presentato in procura un esposto in seguito alla morte di Helen Comin, la cinquantenne di Cittadella, deceduta all'ospedale San Giacomo in seguito a un'operazione di chirurgia estetica al seno in una clinica privata di Castelfranco Veneto. Un intervento di routine si è trasformato in una tragedia, afferma il segretario nazionale Ivano Giacomelli. È doveroso far chiarezza, considerando anche che la donna, stando a quanto si apprende, era in salute. Dalla clinica emerge che l'intervento è stato eseguito senza problemi e la crisi cardiaca è avvenuta dopo oltre un'ora dall'operazione. Confidiamo nel lavoro della procura affinché si faccia luce. E torniamo a parlare di infortuni sul lavoro. Ce n'è stato un altro di grave oggi nella Marca trevigiana, a Riese, Pio X. Un operaio è rimasto intossicato dalle esalazioni di una resina che stava applicando a una cisterna. La lista degli incidenti sul lavoro in Veneto continua ad allungarsi. L'ultimo in mattinata a Riese Pio X ha coinvolto un operaio di 69 anni residente a Resana, trasportato in codice rosso all'ospedale Cafoncello di Treviso. L'uomo stava svolgendo un'attività per lui abituale, ovvero la stesura di un manto di resina all'interno di una cisterna. Sono stati i colleghi di lavoro ad accorgersi del suo svenimento, verosimilmente a causa delle esalazioni respirate. L'operaio stava lavorando per conto della Carra Depurazioni di Castelfranco Veneto, azienda specializzata nella realizzazione di prefabbricati per la gestione delle acque meteoriche, reflui domestici e industriali. L'incidente è avvenuto nei locali dell'azienda Vudaffieri di Riese, che a sua volta produce manufatti in calcestruzzo e ha concesso in uso una parte della sua area per le lavorazioni e il deposito della Carra. Sul posto sono arrivati l'elisoccorso da Treviso, i carabinieri e 2 ispettrici dello Spisal dell'ULS 2 per le verifiche e le indagini. Secondo alcune testimonianze, l'operaio, raggiunto anche dalla figlia, avrebbe ripreso i sensi prima di essere portato in ospedale in condizioni gravi. Quella degli incidenti sul lavoro, ha commentato Roberto Toigo, segretario regionale della UIL, è una sorta di routine a cui però non bisogna abituarsi. È disarmante, aggiunge, che notizie come questa ci raggiungono ormai quasi quotidianamente. Il sindacato invita a non abbassare la guardia di fronte a quella che definisce strage vergognosa e inaccettabile, e lo fa a ridosso della manifestazione prevista mercoledì a Venezia, quando lungo i canali sfilerà un corteo acquatico con 101 bare, tante quante le cosiddette morti bianche in Veneto nel 2023. Anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella, pochi giorni fa, parlando di vittime e feriti sul lavoro, aveva parlato di intollerabile offesa per la coscienza collettiva. Schiacciata e uccisa dalla macchina imballatrice, la vittima Nila Grisciai non aveva avuto scampo. Ora la procura ha chiuso le indagini. 3 gli indagati. Tra gli indagati per questa tragedia avvenuta il 14 novembre 2023 alla Boccon di Pieve di Soligo.
Il dipendente che ha premuto il bottone di avvio al macchinario, il capo reparto ed il legale rappresentante dell'azienda. La procura ha chiuso le indagini e lo ha notificato nei giorni scorsi alle persone coinvolte a vario titolo per omicidio colposo e violazione delle norme sulla sicurezza. Un infortunio fatale che costò la vita ad Anila Grisciai, la 26enne rimasta schiacciata da un macchinario per l'imballaggio. Ora gli indagati avranno 20 giorni per chiedere di essere ascoltati dal pubblico ministero. Quel terribile giorno la giovane stava cercando di far ripartire il macchinario andato in blocco. Anil aveva lavorato per parecchi minuti, poi si era spostata per ritornare successivamente al macchinario ed è in quel momento che il braccio automatico ha colpito la giovane alla base del collo, schiacciandole le vertebre e provocandone la morte immediata. Un incidente drammatico ripreso da una telecamera interna all'azienda. Sequestrata invece dalla Guardia di Finanza di Treviso a un imprenditore una Porsche Cayenne di contrabbando. Era alla guida di una Porsche Cayenne con targa ucraina quando è stato fermato dagli uomini della Guardia di Finanza lungo la strada regionale castellana. È finito nei guai un imprenditore polacco residente ufficialmente in Polonia ma domiciliato nella provincia di Treviso, denunciato per contrabbando e sequestrata l'auto. Secondo gli accertamenti il SUV di lusso del valore di circa 140.000 euro era stato immatricolato in Ucraina nell'agosto del 2024. Il veicolo era stato poi importato in Italia eludendo il pagamento dei diritti doganali con un'evasione stimata intorno ai 40.000 euro. L'imprenditore polacco, oltre ad aver utilizzato l'autovettura nel territorio regionale, ha anche acquistato circa un anno fa un immobile nel Trevigiano, ottenendo l'agevolazione prima casa, motivo per cui è stato ricondotto al Trevigiano il centro principale degli interessi del cittadino polacco. Oltre alla residenza ufficiale in Polonia, l'imprenditore ha legami stabili con l'Italia. Le indagini hanno evidenziato che l'auto, sebbene immatricolata all'estero, veniva utilizzata regolarmente in Italia. Grazie alla collaborazione delle polizie locali di Treviso e di altri comuni, è stato accertato che il veicolo era stato avvistato in più occasioni tra le province di Treviso, Venezia e Padova, sempre per motivi non legati a emergenze o situazioni eccezionali, ma piuttosto per esigenza personale o familiare. Sua moglie vive fra l'altro stabilmente in provincia di Venezia e l'uomo ha dichiarato di avere numerosi interessi personali e lavorativi nel territorio confermati dalla sua dichiarazione militari. Quando è stato fermato per il controllo si stava recando in un negozio di articoli sportivi in zona. La normativa che consente la temporanea importazione di veicoli extra UE nel territorio doganale comunitario è molto stringente. Può essere utilizzato un veicolo extra UE solo nel caso in cui ricorrano ragioni di emergenza o di lavoro. L'imprenditore è stato denunciato per contrabbando, un'accusa che comporta sanzioni molto severe. La legge prevede una multa compresa tra 2 e 10 volte l'importo dei diritti di confine evasi, oltre alla confisca obbligatoria del veicolo. Un'altra notizia di cronaca giudiziaria: aveva denunciato il suo ex per percosse e minacce. Parliamo di una donna sui 50 anni che non aveva accettato la fine della relazione durata quasi 20 anni, alla base dei litigi anche la casa che appunto la donna avrebbe dovuto lasciare e che era intestata a lui. Da qui le discussioni sfociate in querele. La cinquantenne aveva riferito agli investigatori di essere stata aggredita più volte dal compagno, ma il magistrato, dopo aver ascoltato i figli ed effettuato accertamenti, ha deciso di indagare lei per calunnia. Oggi a Treviso è iniziato il processo. I dati sulla criminalità adesso con la classifica pubblicata dal quotidiano Il Sole 24 Ore. Treviso 104 su 106 posizioni tra le province, prime Milano e Roma. Sui dati interviene il sindaco del capoluogo, Conte, che dice: continuiamo a lavorare però per aumentare anche la percezione di sicurezza da parte dei cittadini. Ultimi posti nella classifica significa tra le prime 3 città più sicure a livello nazionale, la prima città a livello veneto, quindi sicuramente grande soddisfazione.
A parlare la classifica sull'indice di criminalità del Sole 24 Ore, dati del Viminale messi a confronto. Su 106 province Treviso si posiziona al terzultimo posto, seguita solo da Potenza e Oristano. Dobbiamo lavorare anche sulla sicurezza percepita, che molte volte viene minata da quegli episodi che hanno caratterizzato anche la nostra città in queste ultime settimane. Baby gang, aggressioni e omicidi. La città, come l'intera provincia, nell'ultimo anno è stata protagonista di numerosi fatti che hanno tenuto alta l'attenzione sulla sicurezza. Aumentano a livello nazionale reati come rapine, percosse, omicidi e truffe online. Sullo spaccio di sostanze stupefacenti, Treviso è 104esima su 106 province. Da un punto di vista dei numeri la nostra città è realmente sicura, però se possiamo continuare a migliorare e alzare l'asticella della sicurezza noi ci siamo, lo vogliamo fare con investimenti, incrementando il personale delle polizie locali, incrementando le tecnologie a disposizione, incrementando anche quella rete di videocamere di sorveglianza che si è rivelata molte volte importante e noi lavoriamo per prevenire. Una classifica che si basa sulle denunce di reati depositati e che a livello nazionale nel 2023 sono tornati a salire dell'1,7% rispetto al periodo pre-Covid. A Treviso circa 20.000 le denunce ogni 100.000 abitanti rispetto alle oltre 230 e 256.000 di Milano e Roma, al primo e secondo posto per indice di criminalità. Le denunce rispetto agli altri anni è in aumento, quindi i miei appelli e gli appelli che continuo a fare di continuare a denunciare gli episodi piccoli o gravi che siano, credo che sia un segnale importante di sensibilità e devo dire che la sinergia tra forze dell'ordine e cittadinanza è fondamentale per vivere in una città realmente sicura. Insulti omofobi invece a un professore in un istituto tecnico proprio di Treviso. Nonostante la denuncia, il caso viene archiviato perché manca una legge contro l'omotransfobia. Fabrizio Marrazzo del Partito Gay chiede al governatore Zaia una sanzione di almeno 500 euro. Chiama a finocchio un suo professore, il docente denuncia il ragazzo, ma il tribunale deve archiviare il caso perché manca una legge contro l'omotransfobia. È accaduto in un istituto tecnico di Treviso ad ES, queste le iniziali del professore coinvolto, che è stato inoltre offeso anche con altre frasi ingiuriose davanti all'intera classe e ad un altro collega. A segnalare l'episodio è Fabrizio Marrazzo, portavoce del Partito Gay, che torna sulla questione e chiede al presidente Zaia di istituire una sanzione di almeno 500 euro come già esiste in altre parti d'Italia. L'assenza di una legge purtroppo oggi provoca maggiormente queste discriminazioni che rimangono poi impunite. Quello che noi chiediamo in assenza di un Parlamento che abbia voglia di legiferare a supporto della comunità LGBT, chiediamo al Presidente Zaia di fare una sanzione, che è la legge che noi abbiamo previsto a livello regionale come Partito Gay LGBT+, al fine che ci sia una sanzione di 500 euro per chi compie atti di discriminazione omofobica. Una sanzione già approvata in 10 comuni, Monterone a Lecco è stato il primo ed ora è in discussione anche nel comune di Roma. Ma penso che anche la Regione Veneto può fare la sua parte, dato che il Presidente Zaia nel suo ruolo istituzionale più volte ha ricordato di voler sostenere la comunità LGBT, quindi oltre a farlo con le parole può fare un'azione concreta e quindi i prossimi docenti o studenti che subiranno queste discriminazioni potranno almeno, denunciando, ottenere che chi ha commesso questo atto venga sanzionato con una multa di 500 euro. Il mio obiettivo è far sapere alla gente quali umiliazioni devono subire ogni giorno i tanti insegnanti che subiscono bullismo omofobo senza tutela. Vorrei contribuire a creare un deterrente e a far sapere che non siamo disposti a tollerare tali abusi, ha commentato il professore. Attenzione perché c'è una nuova allerta meteo per le prossime ore. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica valido dalla mezzanotte di oggi fino alle 14 di mercoledì, in cui si dichiara la fase operativa di attenzione per vento forte in questo caso, che interesserà in particolare la costa, specie centro-meridionale, la pianura limitrofa sud-orientale. A seconda dell'intensità del vento la fase di attenzione potrebbe essere riconfigurata a livello locale in fase di preallarme o allarme, quindi attenzione dalla mezzanotte. Ci fermiamo adesso per qualche istante, ma torniamo tra pochissimo.
Eccoci qui, ritorniamo in diretta da studio con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Andiamo a Palazzo Giacomelli a Treviso adesso. Confindustria Veneto Est ha presentato la nascita di Collabora, fondazione che ha come obiettivi l'inclusione sociale, economica e lavorativa. Promuovere l'inclusione sociale, lavorativa ed economica delle persone in difficoltà, donne, lavoratori e lavoratrici stranieri, giovani NEET, ovvero quei giovani che né studiano né lavorano. Nasce Collabora, fondazione di Confindustria Veneto Est. Un'associazione che ha lo scopo e l'obiettivo di racchiudere per le 4 province, quindi per le 4 nostre province, tutti i progetti di inclusione sociale e di formazione ed educazione delle persone, ma anche promozione di quella che è la cultura d'impresa, promozione di tutti gli aspetti legati allo sport e progetti legati alla cultura in sé. È un soggetto aperto e si apre per definizione alla collaborazione con tutte le altre associazioni e organismi che operano socialmente e responsabilmente sul territorio. L'impresa è oramai permeata con il territorio, quindi è fondamentale avere questo doppio scambio, la doppia mandata, quindi riuscire a raccogliere quelle che sono le competenze, le esperienze, le culture, le storie dei nostri territori per poi lasciarle, tramandarle anche in prospettiva. Educazione e formazione, i punti cardine su cui la Fondazione vuole concentrarsi, vicinanza alle attività sportive ma anche a contesti di disagio sociale. Si chiama infatti People First, il primo progetto con la comunità di Sant'Egidio. Obiettivo: supportare i corridoi umanitari. I corridoi umanitari sono una testimonianza di questa modalità di collaborare perché sono assolutamente privati per quanto riguarda l'assistenza economica alle persone che vengono in Italia attraverso i corridoi umanitari, ma vi è una collaborazione naturalmente con il governo italiano, Ministero dell'Interno e degli Esteri per poter costruire la strada attraverso la quale le persone provenienti da paesi in guerra possono affrontare dei viaggi sicuri, lontani dai trafficanti di uomini e dalle morti in mare. La Prefettura ha trattato la loro istanza per la costituzione della Fondazione e l'ha riconosciuta, in quanto la valenza del progetto è di grande importanza, di grande respiro e la stessa prima collaborazione con la comunità di Sant'Egidio lo testimonia. E sono invece partiti questa mattina, parliamo di scuola adesso, i lavori di riqualificazione della sede staccata del liceo Canova a Ca del Galletto di Via Ronchese, importo 10 milioni di euro, fine lavori prevista per febbraio 2026 per un edificio che sarà reso completamente automatizzato ed energicamente efficiente. Un progetto del valore di quasi 10 milioni di euro. Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione della nuova succursale Ca del Galletto del liceo Canova di Treviso. Sarà costruita una nuova scuola completamente ecosostenibile, efficiente dal punto di vista energetico, ottimizzata per la didattica e anche bella esteticamente. L'opera è finanziata per quasi l'80% da fondi PNRR e per il restante da risorse proprie della provincia e dal Fondo Opere Indifferibili. Il progetto per la demolizione e ricostruzione della succursale in via Ronchese 18 rientra nel piano di interventi da oltre 112 milioni di euro portato avanti dalla provincia di Treviso per riqualificare il patrimonio immobiliare scolastico superiore del territorio. Un'opera importante, 3 piani di scuola, ospiterà 400 studenti, avrà con sé laboratori e palestra ed è una cosa che mi piace mettere in risalto visto anche l'esigenza di spazi sportivi che ha la comunità trevisana. Una soddisfazione, un motivo d'orgoglio, una sfida che stiamo vincendo perché questo è uno dei tanti interventi che abbiamo fatto e che stiamo facendo in provincia di Treviso che alla fine porterà ad avere un insieme di scuole sicure, sostenibili ambientalmente, che diano anche agli studenti il comfort necessario per poter fare quello che devono fare, cioè studiare. L'opera nasce da una duplice esigenza: mettere in sicurezza la scuola, dato che l'edificio attuale risaliva al 1959, ed efficientarla dal punto di vista energetico, e infine ottimizzare la didattica attraverso lavori che migliorino l'accessibilità e la fruibilità degli spazi. La scuola avrà classe energetica A4 e utilizzerà un sistema domotico capace di garantire l'ottimizzazione dei consumi in maniera semplice e automatizzata. La fine dei lavori è prevista per il febbraio 2026. Intanto i 400 studenti che quest'anno non sono in via Ronchese saranno ospitati nell'oratorio di Santa Maria del Rovere.
questa poi sarà la nostra sede del futuro, diciamo così, anche proprio per come viene costruita, appunto secondo criteri di sostenibilità ambientale, piuttosto che con spazi adeguati anche a una didattica laboratoriale innovativa integrata con le tecnologie. Una notizia di sport adesso, perché Ulisses Badio, fisioterapista italo-argentino trevigiano d'adozione, è entrato nello staff del numero 1 al mondo di tennis Jannik Sinner. Lo ha ufficializzato lo stesso tennista altoatesino con un post di benvenuto sui suoi canali social, dove compaiono lui, Badio, e il nuovo preparatore atletico Marco Panichi. Squadra nuova dopo le ben note vicende che hanno portato Sinner davanti all'antidoping. Il fisioterapista, che ha scelto Treviso per stabilirsi e aprire il suo studio, è stato tra l'altro al fianco di Novak Djokovic fino a qualche mese fa, lo seguiva proprio nel medesimo ruolo dal 2017. Andiamo all'ippodromo di Sant'Artemio adesso per la terza edizione di Sport Senza Barriere, evento organizzato dall'Associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi e dalla sua presidente Mirella Tuzzato. Lo sport è fondamentale a tutti i livelli, per tutte le età e soprattutto nell'inclusione per anche ragazzi che non sempre sono fortunati come noi. È un modo un po' di sfogarsi, è un modo di fare nuove amicizie. Io ho molte amiche conosciute grazie a questo sport, appunto giochi per tutta Italia e quindi farai parte di un mondo tutto nuovo. Bambini, genitori, nonni, in tantissimi sono accorsi all'ippodromo Sant'Artemio per la manifestazione Sport Senza Barriere. Dal karate al calcio, dal softball alla danza, un momento per stare insieme, per provare discipline diverse con un unico obiettivo: abbattere ogni barriera, soprattutto mentale. Creano e danno benessere ai nostri ragazzi che vivono il loro quotidiano, ma hanno anche bisogno di questi momenti di condivisione e inclusione nella loro vita. Bisognerebbe farne di più queste dimostrazioni per portare i giovani via dalle strade, perché in queste domeniche dove c'è lo sport, c'è come si può dire, la felicità di giocare. Tantissime le associazioni che grazie a Mirella Tuzzato si sono riunite sul prato dell'ippodromo per condividere la giornata e far conoscere il proprio impegno a favore della comunità. È importante a livello di prevenzione far conoscere il fenomeno e soprattutto prevenire anche quelle situazioni di disagio che poi portano anche alla scomparsa. Lo sport sicuramente è un ottimo strumento di inclusione, soprattutto per i giovani. E sono qui a diffondere la cultura dell'inclusione attraverso le attività sportive, tutte le attività sportive, perché non esiste un atleta di Serie A e un atleta di Serie B. Siamo qui tutti per far vedere quali sono le nostre attività. Associazioni che permettono di tagliare traguardi altrimenti irraggiungibili. Senza il contributo delle associazioni tante attività non sarebbero possibili. Il volontariato è una ricchezza preziosissima per il nostro territorio e noi siamo orgogliosi di tutta questa rete che si sta costruendo. Alla fine, da parte di tutti, un grazie a chi ha reso possibile questa giornata. Grazie Mirella per quello che fai per questa manifestazione, ma grazie e penso di interpretare il pensiero di tutti. Grazie a nome delle associazioni che tu sostieni così con il tuo grande lavoro. Grazie a tutti voi e aiutate tutte le fragilità. Mettete tutti una goccia nell'oceano che ce la faremo. Sabato scorso invece allo stadio Tenni di Treviso si è giocata la partita del dono promossa da Avis e Aido della provincia di Treviso per sensibilizzare naturalmente sul valore della donazione. Siamo pronti? Prontissimi, prontissimi. Un pomeriggio di sport, di allegria, ma soprattutto di solidarietà per lanciare un messaggio: donare è vita. Un quadrangolare allo stadio Tenni di Treviso che ha visto affrontarsi 4 squadre speciali: Virgo Fidelis, Avis e Aido, la squadra dell'Ulse 2 e il team TV Pressing con il sindaco Mario Conte tra le sue fila, autore anche di un rigore. Applausi sugli spalti, in campo grande energia e impegno da parte dei giocatori, un incontro per sensibilizzare sul valore della donazione di sangue, plasma, organi, tessuti e cellule. Alla fine a conquistare la vetta della classifica la squadra dell'Ulse 2, al secondo posto la Virgo Fidelis, al terzo Avis e Aido, mentre il premio Fair Play assegnato dalla terna arbitrale è andato al team TV Pressing per la sportività in campo. Un riconoscimento è stato assegnato anche al Treviso Calcio e all'amministrazione comunale per aver consentito
consentito la realizzazione del quadrangolare. Il ricavato dell'iniziativa benefica invece sarà devoluto al Tempio Internazionale del Donatore di Pianezza e di Valdobbiadene. E ora è il momento delle notizie dal Bellunese. Partiamo con una notizia da poco giunta in redazione: guai giudiziari per un ventenne di Ponte nelle Alpi arrestato nella notte tra sabato e domenica per spaccio di droga. Nella sua abitazione i militari dell'Arma hanno rinvenuto 150 grammi di stupefacente, hashish, crack, cocaina e anfetamine. Nella stessa serata, sempre per spaccio, è stato arrestato un bellunese di 54 anni fuggito all'alt di una pattuglia dei carabinieri di Lamon. Nell'inseguimento lungo la regionale in direzione Treviso, l'auto del fuggitivo ha impattato contro un guardrail. Nell'auto, risultata peraltro rubata, i carabinieri hanno trovato nella disponibilità dell'uomo un coltello, una pistola giocattolo priva del tappo rosso, oltre a denaro contante e dosi di stupefacenti. E andiamo ai momenti di panico vissuti ieri a Pedavena. Una delle vetture in gara esce di strada, investe uno spettatore per il quale si è reso necessario l'elitrasporto a Treviso. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Ancora un incidente durante la Pedavena Croce Daune, gara valida per il campionato italiano velocità Montagna Nord. Ieri uno spettatore poco prima di mezzogiorno è stato investito da una delle auto in gara all'altezza del chilometro 4,4 in un posto però interdetto al pubblico. L'ambulanza e la squadra di soccorso hanno impiegato pochi istanti per raggiungere il punto dell'incidente dove, viste le ferite alla testa, è stato immediatamente predisposto il trasporto in codice rosso all'ospedale di Treviso. L'uomo, un 34enne residente a Napoli, per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. Noi avevamo predisposto tutto quello che era da predisporre per la sicurezza. Poi dopo c'è sempre qualche testa calda che non rispetta le regole, anche se è stato più volte richiamato, è successo quello che doveva succedere. Per fortuna non è stato un incidente grave. Non è la prima volta che alla Pedavena Croce Daune avvengono incidenti drammatici. 6 anni fa il fuoristrada della Supercar Frangevento non aveva causato feriti. Nel 2010 il pilota trevigiano Luigi Amadiolo aveva perso la vita schiantandosi contro un guardrail. L'incidente di ieri si è verificato tra la seconda e la terza curva del percorso, quando la Seat Ibiza Cupra di Hermann Freitag del Racing Team Merano, secondo una prima ricostruzione, sarebbe sbandata urtando il terrapieno e andando in testa coda, investendo lo spettatore. No, come pilota no, perché sono dinamiche che possono succedere, però uno se ci sono delle limitazioni e tu salti le limitazioni per andare su un posto dove non devi andare, insomma è come uno che va a cercarsi adesso. Mi dispiace per lui perché c'è sempre uno che si fa male, però madonna, lì non dovevi esserci. La gara è stata immediatamente sospesa per poi riprendere verso le 14, facendo registrare, dopo una manciata di partenze, un'altra uscita di strada, ma in questo caso senza conseguenze. I ritardi causati dall'incidente e il successivo piovasco hanno spinto l'organizzazione ad annullare la seconda mancia di questa 40ª edizione. E non si ferma la battaglia dell'associazione Alt Velox contro i comuni che stanno usando massicciamente apparecchiature per il rilevamento della velocità prive dell'omologazione. Stamattina una denuncia è stata presentata nei confronti del sindaco di Cencenighe, Mauro Soppelsa, del comandante della locale e del presidente della provincia e dei suoi dirigenti, del prefetto e di Veneto Strade. Il reato è quello di omissione o rifiuto d'atti d'ufficio, anche se per Alt Velox il mancato aggiornamento dei piani urbani ed extraurbani del traffico può essere ascritto al reato di attentato alla sicurezza stradale. Continueremo a preservare l'integrità delle persone e della loro sicurezza, afferma il sindaco, pur consapevole dell'incertezza normativa che al momento non viene colmata. I sindaci attendono che il governo vari decreti attuativi relativi alla prevista omologazione degli autovelox che al momento sono solo certificati.
Ancora cronaca, questa mattina verso le 7:30 è stato ritrovato sano e salvo il 70enne che si era perso ieri pomeriggio nei boschi di Lozzo di Cadore mentre era alla ricerca di funghi. La svolta stanotte quando i vigili del fuoco sono riusciti con un drone a triangolare il segnale del cellulare con cui l'uomo era riuscito a chiamare il 112 facendo scattare le ricerche. Fornite le coordinate all'elicottero del SUEM intervenuto con personale del soccorso alpino, il 70enne è stato finalmente individuato. Alla ricerca hanno preso parte anche i vigili del fuoco e Guardia di Finanza, a sua volta intervenuta con un elicottero. Un cane meticcio di taglia media sfugge a un pastore trevigiano e attacca una mandria di equini. 18 gli asini morti su una quarantina precipitati in un dirupo nella zona della regola di Campolongo che ha dato in gestione i pascoli a un pastore di Lentiai. La macabra scoperta è stata fatta ieri mattina quando il pastore che aveva iniziato la desmontegada ha notato il cane da gregge spingere gli animali sul ciglio del burrone. Una quarantina quelli precipitati, una ventina quelli che si sono salvati perché rimbalzati sui corpi dei primi. Danno davvero ingente, diverse migliaia di euro che rifonderà il pastore trevigiano. Per il recupero degli animali morti sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Santo Stefano di Cadore coadiuvati dall'elicottero Drago 149 del reparto volo di Venezia. La data ufficiale dell'avvicendamento al comando provinciale della Guardia di Finanza di Belluno è quella del 25 settembre. Il colonnello Dario Guarino è pronto ad assumere l'incarico di capo di Stato Maggiore delle Fiamme Gialle ad Ancona. A Belluno gli subentrerà il colonnello Roberto Azzori che arriva dal gruppo milanese di Sesto San Giovanni. Ci sono orgoglio e determinazione per il nuovo prestigioso incarico che lo attende ad Ancona, nelle parole del colonnello Dario Guarino, che al termine del tradizionale incarico triennale al vertice del provinciale della Guardia di Finanza è pronto a raggiungere Ancona per assumere il ruolo di capo di Stato Maggiore. Giusto il tempo per concludere gli impegni istituzionali organizzati per la celebrazione del 250° anniversario del Corpo, l'ultimo sabato a Longarone, comune che alle Fiamme Gialle ha conferito la cittadinanza onoraria per la dedizione dimostrata in soccorso e salvataggio nel disastro del Vajont. In questi 3 anni ho cercato di spendermi sia all'interno che all'esterno, ho cercato di di proseguire nell'opera che poi avevano già portato avanti i miei predecessori e sicuramente porterà avanti il mio successore. Il successore sarà il colonnello Roberto Azzori, che arriva dal comando del gruppo delle Fiamme Gialle di Sesto San Giovanni. Il 25 settembre l'avvicentamento con il collega, atteso dagli impegni derivanti dall'appuntamento con le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026. Abbiamo cominciato con un monitoraggio degli investimenti privati, pubblici, quindi stiamo continuando a fare in modo che le Olimpiadi siano Olimpiadi tranquille, che siano soltanto una festa dello sport e che non vengano consentite infiltrazioni di criminalità economica. Quindi questa è un po' la sfida che aspetta il mio successore, che sicuramente continuerà su questo solco. Operazioni per il contrasto al lavoro sommerso e la lotta all'evasione, gli ambiti principali dell'impegno della Guardia di Finanza sul territorio. La più eclatante, quella che abbiamo trovato della Escort, che aveva comprato case a Cortina senza dichiarare i proventi. Ecco, ma quella è soltanto l'ultima di una serie di operazioni forse anche meno visibili, che però poi alla fine ci portano anche a fare quello che è il nostro dovere. È tutto per questa edizione, io vi ringrazio per averci seguito, naturalmente vi auguro una buona serata, arrivederci.